Onorevole Pullara, mentre il PD converge sull'onorevole Chinnici, il centrodestra sembra spaccarsi con un passo di lato da parte dell'onorevole Musumeci. Ecco, si sa che il centrodestra unito perde. Quale può essere la soluzione, diciamo, ideale in vista delle prossime elezioni regionali, un momento importante per la Sicilia? Devo dire che invece il passo di lato del presidente Musumeci favorisce certamente la discussione e il confronto per riuscire ad arrivare ad una candidatura unitaria e vincente. Mi pare che siamo sulla strada giusta, mentre fino a qualche giorno fa le dichiarazioni erano di un muro contro un muro. Mi pare che, come dire, la capacità di sintesi e la capacità di tenere un centrodestra unito abbia preso il sopravvento. Penso che di qua a qualche giorno, entro 10-15 giorni, il tavolo del centrodestra regionale e nazionale possa trovare un uomo di sintesi sulla presidenza. Io dico, non è il presidente che è importante, certo lo è e rappresenta tutti, ma è soprattutto il collettivo e la squadra. Uomini soli al comando li abbiamo già sperimentati e non mi pare che abbiano dato risultati. Penso che invece una buona squadra con un ottimo gruppo di governo, una squadra di governo, possa finalmente dare quelle risposte che la Sicilia merita. Quindi lei vede il futuro, diciamo, positivo di un centrodestra che può essere unito coagulando il suo interesse su una figura diversa? Assolutamente sì. Secondo me il centrodestra sarà assolutamente unito. Devo dire che io ci ho sempre creduto.